Secondo il pubblico ministero Gianluca Caputo, le accuse di truffa aggravata e interruzione di pubblico servizio meritano di essere approfondite in dibattimento. Il magistrato della Procura ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio in aula davanti al giudice Michaela Raimondo. L'udienza preliminare a carico dei 10 autisti di autobus della TUA accusati di aver fatto la cresta sui biglietti e deviato i percorsi in maniera arbitraria è entrata nel vivo e si concluderà il 7 luglio. I difensori dei 10 imputati avevano chiesto al giudice di dichiarare la nullità dei capi di imputazione formulati dalla Procura perché troppo generici e indeterminati, tali da rendere impossibile un'adeguata difesa, e l'inutilizzabilità della relazione dell'investigatore privato perché priva della autorizzazione prefettizia. Il giudice aveva rigettato le eccezioni e adesso il procedimento è proseguito. Gli autisti della società Trasporti Urbani Agrigento sono accusati di aver fatto la cresta sulla vendita dei biglietti e di aver deviato il percorso degli autobus per proprie esigenze personali. Sul banco degli imputati siedono Maurizio Butticè, 52 anni, Maurizio Camilleri, 52 anni, Giuseppe Danile, 60, Giuseppe Dionisi, 52, Vincenzo Falzone, 53, Giuseppe Lattuca, 59 anni, Michelangelo Nasser, 57 anni, Andrea De Carmelo Russo, 59, Giuseppe Trupia, 54 anni e Angelo Vaccarello, 53 anni. A Butticè, Camilleri, Danile, Falzone, Lattuca, Rossella e Vaccarello si contesta di aver venduto a bordo dei mezzi dei titoli di viaggio a un prezzo maggiore e non vendibili, di aver omesso la stessa registrazione della vendita e soprattutto di aver riciclato i biglietti vendendoli più volte senza obliterarli al fine di incassare la differenza, oppure incassando i soldi senza neppure consegnarli. Dionisi, Nasser e Trupia sono accusati di interruzione di pubblico servizio perché in 3 circostanze nel 2017 avrebbero deviato dal tragitto previsto, anche omettendo alcune fermate e lasciando gli utenti a piedi.